Il sistema logistico e portuale di Vado ha un valore particolarmente fondamentale per lo sviluppo della supply chain dell'industria agroalimentare e ortofrutticola. Basti pensare alla nuova piattaforma di Vado che è entrata in funzione nel 2020, al terminal reefer che rappresenta il maggiore hub del Mediterraneo della frutta, all'Interporto Vio che ha come core business i prodotti surgelati e deperibili e all'investimento portato avanti dal gruppo Pacorini che ha riqualificato un vecchio silos di cereali ormai in disuso da anni, rendendolo un impianto per lo stoccaggio del caffè crudo. Inoltre, il polo portuale e logistico di Vado Ligure è geograficamente collocato vicino alle maggiori interconnessioni autostradali e alle linee ferroviarie di collegamento, quindi diventa un polo attrattivo dei mercati del nord Italia e del sud Europa. In tale ottica l'autorità di sistema portuale ha partecipato ad un bando PNRR organizzato dal MIPAF-MASAF sulle politiche agroalimentari al fine proprio di trovare una proposta progettuale che andasse ad incentivare la capacità logistica. Le proposte progettuali, che sono suddivise in 3 opere, sono state ritenute idonee al finanziamento e si è quindi raggiunto un finanziamento al 100% di circa 10 milioni di euro. Queste opere vanno ad incidere sulle opere già in corso, andando a migliorare e ottimizzare. Il primo progetto tratta l'allungamento degli attuali binari del terminal ferroviario. È un progetto non solo che va a agire sull'allungamento fisico, ma anche sulla gestione delle comunicazioni tra i vari binari, oltre che ovviamente all'allungamento delle vie di corsa della gru che deve essere contestuale all'allungamento dei binari per aumentare la capacità di carico treno. Questo progetto ha la ridefinizione del piano del ferro proprio per evitare situazioni in cui la locomotiva si trova prigioniera, ovvero raggiunge la fine del binario, ha il treno ad essa collegato ma non ha una comunicazione per uscire e quindi rimane lì fino a quando il treno non viene lavorato. Questo significa un aumento di risorse, un aumento di mezzi e quindi un aumento di costi che vanno ad incidere ovviamente negativamente sulla scelta della modalità treno. La seconda opera invece va ad automatizzare tutti quelli che sono i binari e le comunicazioni dei binari all'interno del terminal, installando un apparato di controllo centrale che sarà in grado di movimentare gli scambi che prima erano manuali invece diventano automatici e di sentire l'occupazione del binario e quindi di definire gli itinerari in sicurezza dove consentire le manovre. Oltre a questo, sempre la seconda opera va a installare 2 passaggi a livello che servono per poter coordinare l'interferenza strada-ferrovia. L'ultima opera è invece quella che riguarda la digitalizzazione e prevede l'installazione di 6 portali, 3 ferroviari e 3 stradali, che avranno come obiettivo quello 1 di rendere il flusso di informazioni digitale e quindi di accelerare le procedure e 2 di tenere sempre sotto controllo la posizione del contenitore in un polo logistico portuale come Vado, dove esiste la modalità nave, la modalità treno e la modalità camion. Io saprò sempre se il contenitore è arrivato via nave e è uscito via treno o via camion, o se è entrato via camion ed è uscito via treno, oltre a sapere se magari anche la possibilità di capire che se un contenitore è arrivato sulla piattaforma via nave è stato trasferito momentaneamente nel buffer di stoccaggio del terminal ferroviario ed è in attesa di essere caricato su treno.